Buenas noches, tardes. Bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo, donde hoy tenemos el placer de recibir a un insigne barítono, Ruggero Raimondi, en un acto que celebramos en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago. Forma parte este acto de una serie de ellos que a lo largo de todas las actividades que hacemos en el Ateneo pues hacemos con distintas asociaciones de Santiago. No es la primera y esperemos que esta asociación y estos convenios que firmamos fructifiquen en actos como este, en donde realmente es un privilegio que tenemos aquí de recibir al insigne conferenciante. Sin más dilación, le paso la palabra a María Pardal, que va a hacer la presentación del conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro invitado nace en Bolonia, en Italia. Allí nace también su talento como cantante. Estudia en el Conservatorio de Milán, posteriormente estudia en Roma. Y tras ganar el concurso nacional de jóvenes cantantes de Spoleto, debuta como Colín en la ópera La Bohème de Puccini, en el Teatro dei Due Mondi, y es a partir de su actuación en el Teatro de la Ópera de Roma, en I Vespri Siciliani, y tras su insistencia en el estudio como cantante, como intérprete, cuando comienza una carrera que les lleva a actuar en los mejores teatros del mundo. La Fenice, el Teatro Regio de Turín, el Teatro Comunale en Florencia, la Scala en Milán, el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House en Londres, la Ópera de París, tantos otros, hasta llegar a ser considerado como el mejor bajo barítono del último cuarto del siglo XX. Ha trabajado con los mejores directores, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Karajan. Podría decirse que ha interpretado numerosísimos roles, pero siendo justos con nuestro invitado, no voy a decir que los ha interpretado, voy a decir que él ha sido el personaje. Tenemos ante nosotros no a Ruggero Raimondi, tenemos a Felipe II, a don Basilio, a don Quijote, a don Alfonso, a Iago, a don Pasquale, Sparafucile, a Scarpia, a don Giovanni, a Boris Godunov, entre otros muchos, y los que me quedan por nombrar. No conforme con sus representaciones en los mejores teatros de la ópera, hace cine y hace televisión. No podemos olvidar su interpretación de Don Giovanni en la película de Joseph Lucy de 1978, su actuación como Scarpia en La Tosca que se rueda en Roma en vivo. Presentó también para la televisión el programa 6 días en busca de un cantante, actúa en el cine en películas Hermano Sol, Hermana Luna de Cifirelli, En la vida es una novela de Alain René, Los colores del diablo, en la serie francesa de televisión Los sollozos de Los Ángeles en el año 2008, y desde hace unos años ha combinado su carrera como cantante con su carrera como director de escena, en la que está inmensamente involucrado. Su voz, unida a un amplio estudio del personaje, a su presencia hipnótica, a su fuerza escénica, a su elegancia, se nota que lo admiro, le han convertido en un artista completo, comprometido con el arte y siempre desde el profundo respeto al compositor, a la obra y al personaje en sí mismo. Ha recibido innumerables condecoraciones, no quiero aquí parecerme a Leporello en su área de catálogo, pero podemos mencionar alguna como la Legión de Honor del gobierno francés, es comendador de la Orden de Artes y Letras de la República Francesa, comendador de la Orden del Mérito Cultural de Mónaco, gran oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana, ha recibido la Cruz por Mérito Militense en la Orden de Malta, es académico de honor de la Academia de Bolonia, miembro de honor de la Asociación Filarmónica de Bilbao, ha recibido el premio especial a toda una carrera en los premios líricos del Teatro Campoamor, y aquí voy a parar porque la lista sería madre mía tren. Si hace unos años me hubiesen dicho que hoy iba a estar con ustedes
pues presentándole digo que esto solo podría ocurrir en un sueño, pero a veces los sueños hay que desearlos para que se cumplan. Es un gran placer para la Asociación de Amigos de Ópera de Santiago de Compostela y para el Ateneo de Santiago presentarles al gran maestro Ruggero Raimondi. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta noche con vosotros. Me han dicho que vosotros comprenden el italiano perfectamente, ¿no? Yo voy a probar el mi mísero español y chiedo disculpas già da ora per hablar così mal la vostra lingua eccezionale. Io chiedo una sola cosa. Mi gustaría che questo incontro sia una richiesta da parte vostra, ovvero sia delle domande, perché raccontare il filo di una vita, il filo di tante cose accadute assieme a mia moglie, può essere alle volte un pochettino noioso, ma se voi mi aiutate e mi fate le vostre domande, io sarei felice di rispondervi. Usted nace en Bolonia, ciudad muy cercana a Parma, donde a Verdi se le respira el aire, pero ¿cómo descubre su talento como cantante para decir a la familia no voy a estudiar, voy a dedicarme al canto? Estaba un cantante americano che si chiamava Frankie Lane. Non so se io tengo 74 anni e quindi la persona che mi stanno cerca se recuerdan Mary no mine, let me free, e questo era un canto che mi veniva continuamente, cantavo in autobus, cantavo in mezzo alla gente e finalmente una persona mi dice ma guarda che lei ha una voce, sì, bene, ho chiuso. Il ricordo di quella frase torna nel avevo 17 anni e mezzo, 18, quando mi incontrai con la matematica finanziaria, in ragioneria, contabilità. Io ero una persona molto labile, nel senso che per me 2 più 2 poteva fare anche 5 o 3 o 4. Matematica finanziaria era una cosa perfetta, studiata così, al che mi ricordai la voce. Mi misi a cantare, cominciai a fare degli esercizi del genere. Mio padre mi portò dal maestro Molinari Pradelli, il Molinari Pradelli mi ascoltò e disse: se mi sbaglio io pago. Da lì nacque, a 18 anni me ne andai a Roma. In Roma era una città stupenda allora, incredibile, e stava una professoressa che si chiamava Gebaldo, che aveva hecho la primera edición de Cilea del, come si chiama? Scusarmi, tengo anche dei problemi di memoria. Con lei studiai 1 anno, 2 anni, poi dopo passai con un'altra maestra, poi andai da un altro maestro che lo chiamavano Pennellone, perché dicevano che faceva l'imbianchino, ma cantava nelle tipo zarzuela, ed era un personaggio veramente particolare perché aveva 83 anni e saltava come un grillo. E tutte le volte che io mancavo a una lezione lui aveva tutte le fotografie
dei suoi allievi, se tu mancavi una lezione, tac, ti tirava via e ti metteva via. Quando arrivavi, faceva una cosa, prendeva e la rimetteva al suo posto. E da lì, da quest'uomo, in effetti, io cominciai a capire cos'era il rapporto tra la laringe e il suono e la respirazione, perché queste sono le basi del canto. Da lì iniziai a fare degli studi anche con un'altra persona e cominciai a cantare e sentii che veramente la voce poteva venire ed era una bella voce. Questo è stato l'inizio. Matematica finanziaria. Sí. Después de todos estos años de carrera, ¿un papel preferido? Un papel preferito è devo dire che ho una lunga serie di opere, ho cantato tanto e tante cose diverse, ma credo che l'opera che più mi ha colpito è stato Boris. Andiamo su Boris? Sì. Perché? Perché è un personaggio talmente profondamente disperato. Forse ha ucciso questo bambino per arrivare al trono, non si sa ancora, ma non riesce ad uscire dal problema di pensare che sia colpevole. Vamos a escuchar al hilo de este comentario precisamente de Boris, lo que se llama la escena del reloj, donde Boris ve la aparición de Dimitri, al que había ordenado asesinar, y siente pues, digamos una tortura interior sobre la canción, y nadie mejor que Ruggiero la ha interpretado en la ópera.
Questa è un'incisione di non tanto buona, ma del Boris che si fece a Parigi all'Opéra, ma nella versione di Shostakovich. È una versione molto meno strumentale di quella di Mussorgsky stesso, ma che ha le sue caratteristiche piuttosto belle. Questa scena è l'apparizione di Dimitri, il bambino che pensa di aver fatto uccidere e quindi non riesce più a ragionare e sviene dalla paura di tutti questi pensieri immensi della morte. Buenas noches. Yo le quería preguntar del Boris, o sea, ¿cómo fue su experiencia por primera vez que abordó este papel? ¿Cómo fue la relación con el ruso? ¿Ya dominaba el ruso antes de estudiar la ópera? ¿O cómo empezó con la cuestión del idioma? Veramente ogni tanto dicevo Coca-Cola, perché ogni tanto mi partivano le parole, ma lì ho iniziato fu Joseph Losey che mi diede una signora russa che era figlia di russi fuggiti dalla rivoluzione, Marina Gromov, che tuttora è una mia carissima amica, e con lei mi chiusi 15 giorni a studiare la pronuncia. Con lei mi ha fatto per delle ore, tutti i giorni 5-6 ore di studio, e finalmente sono riuscita a mettermi in testa questa pronuncia. Poi dopo non solo, ma sapevo il significato di ogni parola, che ora adesso se dovessi cantare il Boris lo canterei, ma non mi ricordo più cosa volevano dire queste parole. Prima l'avevo cantato in italiano ed era La Fenice di Venezia. Alla Fenice di Venezia abbiamo fatto una versione in italiano, anche quella stupenda, bellissima, sotto la direzione di Sentov, che era un direttore polacco con una sensibilità musicale straordinaria. Con lui ho studiato tutta la parte musicale, anche le più piccole parti, soffiare quasi le parole alle volte, ed è stato per me una scuola grandissima. In più, con il mio carissimo amico Fagione abbiamo lavorato per 2 anni prima di andare alla Fenice e fare questo, e ci siamo guardati tutti i filmati di Eisenstein, Ivan il Terribile, Alexander Nevsky, per riuscire a vedere le posizioni, come si muoveva questo grandissimo artista che si chiamava Cherkassov. Una cosa impressionante, perché quest'uomo era talmente pronto a cambiare la realtà di un pensiero e farlo diventare una follia. Era impressionante come si muoveva, come lo sguardo di quest'uomo. E abbiamo guardato, studiato, cercato non di copiare, ma di arrivare ad avere le sensazioni che provava veramente quest'uomo, ovvero sia quello che esprimevo veniva dalla pancia, dallo stomaco, veniva non tanto dalla testa, ma dalla forza di espressione. E fu un tale successo che veramente non me l'aspettavo, ma fu veramente eccezionale. Abbiamo fatto poi dopo tante altre edizioni di Boris, ma questa prima è rimasta come
una delle esperienze più belle del teatro che abbia mai avuto. Il ruolo di Avorici, che è l'altro ruolo più buono, no? Quelli cattivissimi li vanno molto bene, infatti in Tosca a tutti ci viene la voglia di aiutare a Tosca a ucciderlo. Vuol dire che perché questa predilezione? Il problema è che, il problema iniziale, Scarpia deve trovare Angelotti, se no gli tagliano la testa. Quindi deve si sente? Deve, sono le mie orecchie, deve in pochi giorni trovare Angelotti, portarlo vivo o morto a Napoli, a Regina. Quindi è lo studio di un personaggio che cerca di strappare da Tosca il segreto dove nasconde Angelotti. Già dall'inizio, ma chi sta? Dall'inizio, quando l'incontro, Tosca è come un serpente. Ricordo con Karen voleva che io cantassi le frasi talmente sibillate, sottili. Tosca divina la vostra aspetta piccola, che era di una difficoltà micidiale, perché per altre cose era anche molto lento e si divertiva. E la donna capisce il fascino di Scarpia, ma fugge da lui. E quindi tutto questo dell'inizio del primo atto è la preparazione del lavoro che Scarpia farà direttamente su Tosca nel secondo atto, quando dice c'è Tosca, sì, portatemela qua. E lui organizza la situazione in questo senso, che arriva Tosca e nello stesso tempo indica la cattura del pittore, De Cavaradossi, e Tosca rimane completamente spiazzata. In più gioca durante tutto il secondo atto dando degli ordini per uccidere, per far hacer è un gioco come il gatto e il topo. Scarpia si diverte a far soffrire Tosca, nel senso che più forte, gli urli di Cavaradossi, e a un certo punto lei cede nel pozzo, nel giardino. Bene, fatto. Ma non è un personaggio complicato. Si devono seguire le indicazioni di Puccini. Puccini chiede forte quando l'orchestra è forte, chiede il piano quando c'è bisogno di giocare sui sentimenti, chiedi il mezzo forte quando devi giocare sulle intenzioni dei personaggi. Quindi non è problematica la interpretazione di Scarpia. Il grosso problema di Scarpia è la vocalità, che si deve piegare dal fortissimo sguaiato al soffio della voce.
Questo è il grande problema di Scarpia, cosa che non si sente più. Vemos un poquito de Scarpia. Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto problemi. Sta bene, il convegno. Palazzo Farnese. Oh, Tosca, il tuo cuore s'annida, scalpia. Oh, Tosca, e scordia che sbaglia, e poi cappella una quanta messa, e il tuo pianto sospetta. Mi ero dimenticato che Scarpia è preso da raptus per Tosca, ovvero sia quanto sente quando vede Tosca fragile e piena d'amore per questo, esplode in un desiderio impressionante per questa donna, che continuerà poi. E volevo dire un'altra cosa, poi non mi ricordo più adesso. Sono tante cose che volevo dire. No, che questa edizione di
Tosca è stata fatta in diretta nei luoghi e nelle ore di Tosca, ma io non avevo mai fatto Tosca in scena, quindi quando mi hanno proposto di fare in 10 giorni quest'opera ho avuto una lunga ora di esitazione, poi ho detto la va o la spacca, come si dice? La va o la spacca, o vinco o perdo, ma vamos avanti, no? Ho hecho esto. Ed in effetti ha funzionato, stava muy bien. E sesto perché c'era Placido Domingo, c'era Amalfitano, c'era Peppino Patroni Griffi che era un grande regista, e c'era una scenografia naturale perché eravamo in Sant'Andrea della Valle, poi dopo eravamo nel palazzo Farnese, perché adesso è l'ambasciata francese, allora ero dei Farnesi. Ed è stato un divertimento e un piacere fantastico. I personaggi erano tutti ben preparati e Scarpia faceva abbastanza bene. Mi ricordo in questa scena, no, non in questa, nella scena di Palazzo Farnese, l'arrivo di Scarpia nello studio, era il pomeriggio e mi dice pronto, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Io sono partito come un razzo per entrare nello studio, ma giuro che avevo le gambe che tremavano di una maniera tremenda. Però emotivamente è stata una cosa stupenda quest'opera. Era in diretta, tutto in diretta, nelle ore, nei luoghi e nelle ore. E infatti poi c'erano dei grossi problemi perché noi non vedevamo Zubin Mehta, non vedevamo il direttore d'orchestra, seguivamo con la musica. E c'è stato un momento nel duetto con lei che è sparita la musica e fortunatamente eravamo sincronizzati già dalle prove fatte prima, siamo andati avanti per una pagina intera e ci hanno ritrovati dopo ed è stato un momento molto bello, ma lo sguardo terrorizzato era perché non sapevamo dove eravamo. Hola, muy buenas. Mire, yo personalmente me siento muy afortunado escuchándole porque el trozo que nos ha puesto del final del primer acto de Tosca lo tengo en el disco duro de mi casa y con frecuencia lo veo. Entonces es con relación a eso lo que le voy a preguntar, porque a mí me impresiona el último grito, el de Tosca mi fai dimenticare Dio, ese grito desgarrado que nos hace pensar en una lucha muy grande que está viviendo Scarpia, que se nota tanto en ese primer acto como en el segundo, que anda fluctuando, que si seduce a una, que si esto, que si lo otro. Quería darle las gracias. Grazie. Ma in effetti Scarpia non è che amasse, aveva il bisogno di prendere la donna che in quel momento lo seduceva. Ma poi, come dice, la prende e la getto. Ma però vive molto, tant'è vero che in un ulteriore film con Giacobbe volevo riuscire a piangere durante il Te Deum. Sono riuscito tante volte durante le prove, quando hanno detto adesso giriamo, non è uscita neanche una lacrima. Che rabbia! È molto... Tutta quest'opera è di una forza drammatica impressionante, perché sono sentimenti veri che accadono
non sono le parole che durano delle ore, io ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. No, qui si scatta sulla presenza del personaggio e anche del fatto che in quel momento vive quello che dice. E quindi dà alla interpretazione una cosa estremamente viva. E bisogna stare molto attenti, perché se ti involucri troppo nel personaggio puoi anche avere dei problemi, o sgarri con la musica, o perdi, non respiri, e quindi ti trovi con una palabra sì, e meno, e non sai più dove andare, ti perdi. Quindi è molto difficile interpretarlo, sentirlo e nello stesso tempo essere sempre presenti che tu sei Ruggero Raimondi e non Scarpia. E questo è bello, diventare per qualche attimo il personaggio, ma però bisogna uscirne subito, perché sennò le cose tremano. Esa era una de las preguntas que yo traía preparada. ¿Trabaja tanto el personaje, se come el personaje literalmente, pero después cómo consigue abandonarlo? E quello è il problema, è che è talmente affascinante entrare in un personaggio, so che sia Don Chisciotte. Don Chisciotte, ad esempio, è una cosa allucinante, perché quest'uomo che entra follia, ha visto i soldatini che venivano con tutti i libri, e poi comincia a fare queste serenate, queste sviolinate alla Dulcinea. La Marta combatte contro il gigante, gli va dentro, forza, cuore, vieni, tac, riesce a calmare i banditi, li converte i banditi, fa tutto questo, tutto quanto, quando gli viene davanti Dulcinea si mette a ridere. Quello è un momento, anche quello, impressionante, perché è come se un mondo che avevi creato per la tua forza, per la forza di arrivare a voler presentarci davanti a questa donna con il fatto io sì, ti posso dare il gioiello, tutto che ti hanno rubato i banditi e sono felice, sarò io che avrò questa possibilità e lei mi amerà per tutta la vita, tutto. Signori, veramente, se voi potreste provare una sensazione di questo genere sul palcoscenico, io credo veramente che non lascereste più il teatro, perché è veramente entrare in un altro mondo. Sparire, vivere un'altra vita, sentire il dolore, il piacere e nello stesso tempo essere interpreti. Io amo l'opera, ma amo anche il teatro. Io il teatro lo vedo con la musica, ovviamente io canto, ma ringrazio questo mio amico Fagioni
per avermi aiutato a entrare nei personaggi. E posso dire che è una cosa stupenda. Muchas gracias por su presencia, maestro. Ya que esto parece, se puede convertir un poco en esto del jukebox, de uno hace una pregunta y como pago de esa pregunta nos ponen un trozo de la ópera relacionada con esa pregunta. Estoy pensando en qué puedo preguntar en torno a Don Giovanni para que nos ponga, o para que nos hable. Lo de menos es lo que yo le pueda preguntar. Lo que quiero es que usted nos hable de Don Giovanni y veamos un poco de Don Giovanni. Sì, lei non so se ha visto il film di Don Giovanni, quello di Joseph Losey. Vede, Don Giovanni di Mozart viene sempre Salieri, di Mozart e da Ponte è un'altra cosa. Lei è francese? No, perché i francesi vedono il Don Giovanni di Molière, che è un delinquente, un figlio di buona donna, che è un perfetto delinquente, mentre il Don Giovanni di Mozart e da Ponte in effetti è giocoso. Ma che strano, io ogni tanto è giocoso, voglio dire, e c'è il divertimento, non è la maschera del Don Giovanni di Molière, perché è un personaggio torvo, cattivo, Don Giovanni di Mozart è quello di Donna Fornida, e poi dopo lì per l'interpretazione tre cose: è giovane e vede morire per la prima volta una persona, ha ucciso una persona e la vede morire, cioè ha ferito a morte, contempla con piacere, quindi un altro personaggio. Terzo, l'ha fatto diabolicamente, l'ha voluto, sapeva di essere più forte e l'ha inchizzato. Da lì parte l'interpretazione di tre Don Giovanni, sempre di Mozart e da Ponte. E tutto questo può andare avanti fino alla fine, perché la fine è unica, nel senso che Don Giovanni si trova di fronte a quello che non comprende. Saranno gli urli finali che gli faranno capire, ma ancora lì ha la forza di combattere il commendatore. Don Giovanni giovane può essere sfidante, il Don Giovanni cattivo un'altra forma di sfida, ma molto più profonda. L'altro Don Giovanni è quello che spavaldamente cerca con la forza di andare avanti e di colpire il commentatore. Ci sono tre Don Giovanni in effetti, forse anche altri. L'incontro con Don Nanna alla prima, con Donna Elvira, che sembra sia sposata con Don Giovanni perché dice di fronte al cielo, alla terra, quindi vuol dire che è stato benedetto dal matrimonio. Ci sono reazioni diverse di tre personaggi. Adesso a raccontare tutta la storia di come lo fa uno, come fa l'altro, diventa una cosa un po' pesantina, ma bisogna sempre pensare che si possono fare tante cose diverse su ogni personaggio. La ti darò la mano, la mi dirai di sì, non è amore,
Lasci dare la mano, mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo mio da qui. Oppure, lasci dare la mano, mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo. Ci sono tante cose diverse. Oppure, vieni alla finestra, oh mio tesoro. Oppure l'altra, vieni alla finestra. L'altra, vieni alla finestra, oh mio tesoro. Ci sono tanti modi di interpretare questo personaggio e proprio un mese fa un ragazzo giovane mi ha detto voglio imparare il Don Giovanni. Dico, guarda che non c'è niente da imparare, devi studiare il testo, ma non leggerlo soltanto, studiarlo, perché da Ponte, per quanto sia che il Don Giovanni per me non è l'opera più bella delle tre, io sono per le nozze di Figaro, ma Don Giovanni ha un testo che è molto interessante e molte volte questi ragazzi giovani non studiano il testo e cantano la musica, basta così, senza dare nessun colore, senza avere una frettata, una cosa, niente. E allora si ritrovano poi a un certo punto che non sanno come andare avanti, ma bisogna sempre farsi un'idea precisa del personaggio che si vuole. Perché Don Giovanni ha la possibilità di avere 1000 interpretazioni, dipende solo dal carattere delle persone che si affrontano. Cosa satisfecho del risultato del Don Giovanni de Rossi? Beh, devo dire che il rapporto con Losi è stata una cosa stupenda. Io non so se Losi avesse mai letto il Don Giovanni o cose del genere, ma era di un istinto di interpretazione incredibile. Quest'uomo poneva, come poneva la camera, ecco, era già pronto il film. Perché? Perché era una persona che amava gli attori con i quali stanno. Ho avuto delle esperienze con dei personaggi che facevano apposta a metterti in una situazione meno facile, ma nel modo dimentichiamo. Ma quest'uomo viveva il personaggio di Don Giovanni senza averlo, io penso, mai guardato. Ma ovviamente lì, in quel periodo, c'era un grande attore francese, che mi dimentico sempre il nome, Michel Piccoli, che faceva il Don Giovanni di Molière alla Comédie Française, e sono andato a vederlo e devo ammettere che sono rimasto influenzato da Michel Piccoli, dal Don Giovanni che Michel Piccoli faceva, cioè sempre molto questo sguardo forte, terrorizzante, così via. E quindi penso che Michel Piccoli è entrato anche lui in questo film. Vemos una de esas interpretaciones.
Prego. Bueno, son muchas cosas que tengo en la cabeza, no sé si... Cuando usted comienza la carrera es una época en la que existen los maestros repasadores en los teatros, que son... Alfredo Kraus decía que él había aprendido papeles con esa ayuda, ¿no? No sé si ahora existen o no, no sé cómo los cantantes jóvenes son capaces de afrontar nuevos papeles, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, claro, de su generación está cantando Plácido Domingo, está cantando Leo Nucci y está cantando usted. Y creo que nadie más, ¿no? De la generación de usted, creo que, claro, ustedes tienen una técnica que quizás se ha perdido o no se sabe enseñar ahora, ¿no? Leo Nucci dice, no hablo de técnica. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? Que tanto Leo Nucci como usted ahora han descubierto un campo en donde aportar todo su conocimiento, que es la dirección de escena, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no poner acento en la técnica? ¿Qué encuentra? Porque, claro, la ópera es teatro, no lo olvidemos, ¿no? La ópera no es solo música, es teatro, ¿no? Y me parece algo tan maravilloso la dirección de escena y la puesta en escena, que transmite mucho. Yo estuve en el liceo el mes pasado, en el Simón Boccanegra, ¿no? Que cantaba Leo Nucci. Y te dejaba fría la escena, ¿no? Luego estuve en el Teatro Real, en el Luisa Miller, que era versión de concierto. Y los que estábamos ahí le comentábamos, hemos disfrutado mucho más esto que el Simón Boccanegra. Y decía Leo Nucci, porque habéis vivido verdad, esto es verdad, ¿no? Y él un poco, pues, lanzó una pequeña crítica así sobre ciertas puestas en escena, ¿no? Entonces, son estas tres ideas que tengo en la cabeza, ¿no? Gracias a los maestros repasadores, que creo que les enseñaban muy bien a descubrir el sentido de cada... Aunque ustedes, claro, representación tras representación, estudio y ensayo, van exprimiendo mucho más el personaje y es una gran riqueza que nuestros cantantes jóvenes quizás se pierden, ¿no? Segundo, el papel de la técnica. Y tercero, el por qué encuentran ustedes de aliciente y de gozo en la dirección de escena. Perché? L'ultima cosa che has dicho. Perché? ¿Qué encuentra usted de alegría el convertirse en director de escena? ¿Qué es lo que le aporta a usted el ser director de escena? ¿Me puede hacer la primera domanda? Los maestros repasadores. È vero, io in effetti ho studiato, penso, una decina di spartiti e di più anche, con il maestro Zamboni, che allora era il direttore del palcoscenico della Scala. Come? Regidore. Con lui ho preparato tante opere. Lui era direttore d'orchestra, era un uomo molto calmo, perché a veces per studiare occorre anche arrabbiarsi. Il fatto è che questi personaggi, lui era semplicemente il regidore della Scala, quando l'orchestra interna era l'unica che dirigeva. Questi personaggi avevano vissuto vicino a dei grandi, quelli che hanno formato l'ultima generazione, che è stata quella che finirà con Riccardo Muti, che è finita con Claudio Abbado e via di seguito, Nello Santi ancora, che è su una... Perché? Perché avevano in mano il modo di porgere, il modo di studiare, ritmica, il modo di sapere dove si può rallentare,
dove si può fare un'abbreviazione. Tutto questo oggi non lo insegna più nessuno. Perché? Perché tutto il mondo una volta andavano a 30 all'ora, oggi andiamo a 1000 km all'ora. E quindi non c'è più il tempo per questi ragazzi di mettersi, per esempio, Don Giovanni. Io il Don Giovanni l'ho studiato 1 anno e mezzo, non mi vergogno a dirlo. Tutti i recitativi, cose del genere, io non riuscivo a mettermi in testa, poi dopo non capivo bene cos'è. Poi finalmente, dopo 1 anno, ho cominciato a entrare nel personaggio. Ma sono anche questi ragazzi che io ho fatto delle masterclass, vengono, mando una circolare a tutti dicendo: Don Giovanni, questo, non so, Don Carlo, questo. Questi sono venuti tutti quanti, ma cantando soltanto l'aria. Voglio dire, se tu devi studiare una cosa, non puoi studiare solo l'aria, perché l'aria è quella che è la più facile. Il difficile è arrivare all'aria e poi dopo l'aria continuare. Quello che non capiscono è questo: non si preparano. Io con queste masterclass ho mandato tanti circolari per vedere, tutti sono arrivati con l'arietta e basta. Quindi ho detto: signori, chiudiamo questo circolo, poi tanti saluti, e non lo faccio più. La seconda domanda. La tecnica. La tecnica è una cosa molto personale. C'è una base che è la respirazione. La respirazione, la laringe sempre morbido e portare in alto la risonanza. Tutto questo è molto semplice, ma occorre fare delle lunghe giornate di vocalizzi e capire per quale ragione. Perché quando si va sul palcoscenico, cosa succede? Hai un momento di paura, ti si irrigidisce la gola. Non sei sicuro di quando entrare nella gola, ti si irrigidisce la gola. Non sai sinceramente dove devi andare, la respirazione è bloccata. Questi ragazzi non si preparano di base, che la base è la respirazione diaframmatica e poi compressione all'infuori o all'interno, lasciare il laringe morbido e portare la voce in alto. Questo è molto semplice, ma è una cosa difficilissima farla sul palcoscenico. Quindi è una preparazione che dovrebbero fare. Perché chiamavano Bellini, Donizetti il bel canto? Perché? Perché quasi sempre la voce viene portata sull'appoggio del suono. Che so, una frase: cari luoghi, io vi trovai, cari luoghi, io vi trovai, ma quei vi non trovo. Questo è il segreto, ovvero sia sostenere. Questa è la spiegazione. Oggi ho la cintura verde perché mi sono dimenticato la mia. Cari luoghi, io vi trovai, cari luoghi. È appoggiato. Invece cosa fanno? Stitico. Cari luoghi, io vi trovai. Perché? Perché non studiano.
Direzione di scena perché è divertente. No, è molto molto bello perché adesso sto facendo una preparazione per la dannazione di Faust di Berlioz ed è veramente interessante entrare in questo mondo con delle idee particolari e è veramente il piacere di scarnificare i vari personaggi e di trovare la possibilità di interpretare attraverso altri personaggi, non posso dire di più perché da altri personaggi la possibilità di far capire al pubblico cosa c'è di grande nella dannazione di Faust di Berlioz. Posso dire? Pero usted ha mencionado y hemos hablado de muchos papeles operísticos fundamentales en la historia de Faust. Pero que yo recuerde también un personaje de una ópera que se representa muy pocas veces. Me refiero al personaje de Thomas Becket en la ópera de Pizzetti, Asesinio de la Catedral. Bellissimo. Entonces, compensa el esfuerzo que hay que hacer para aprender el papel, estudiarlo, y luego que se interprete, pues a lo mejor una vez nada más. Lei ha ragione, ma è stato un tale piacere interpretare quella parte che la imparei anche per una sola volta, anche per mezza, perché è molto strano. Ci sono delle opere che si dimenticano e di seguito, va bene, ma questa di Pizzetti è veramente un capolavoro. È solo che ci vogliono tante persone, ma tante persone che cantino bene. Tutti i frati, il soprano. E dove si trovano? Costa. Ma però ne varrebbe la pena, perché è un'opera molto, ma molto bella. Non so se voi l'avete sentita o ascoltata. La Pizzetti è un continuo 30 anni fa è bella, bellissimo, è il lavoro interno di un personaggio che, come si chiama? Becket, lui, Thomas Becket, sì, che a un certo punto della sua vita di frate, dopo aver abbandonato le gozzoviglie con il suo re, comincia a pensare alla morte e si domanda: morire in una maniera è una forma di compiacenza, di una compiacenza, o è un atto di deferenza? E tutta questa deferenza, cioè un atto, io soffro, ma mi piace di soffrire. Comprendete? E lui in effetti soffre, ma non sa ancora se questa sofferenza è un compiacimento del corpo suo o che altro. E questo è un gioco piuttosto difficilino, che fino alla fine finalmente riesce a capire che c'è una via più bella, più segnata e va a morte. Ma ha ragione, è una bellissima opera. Io l'ho fatta
C'è anche una registrazione, un filmato credo. C'è un filmato mio che l'abbiamo fatto a Bari, qual è quella che? Alla chiesa di San Nicola. Era molto bello. E poi dopo l'ho fatto a Roma, poi a Torino, poi a Parma. Congratulazioni. Ringrazio. Bueno, hemos visto a un Ruggiero malvado, a un Ruggiero torturado, le hemos visto un Ruggiero pícaro y ahora vamos a ver su vis cómica, porque abarca todos los espectros del teatro. En Il viaggio a Reims, interpretando a Don Profondo. Il signor Daniele, se la contessa sta, i occhi. Ma ne confermiamo. Il barone Orfideggio eseguire la commissione e gli facciamo presto la lista onde tutto sia in ordine ed in vista. Come lo gioca?
Yo quería preguntarte, ¿cómo son las relaciones en general entre los colegas? ¿Cómo son difíciles, fáciles? Hablar de todo, supongo, pero... In questa edizione a Vienna eravamo, poi abbiamo fatto in Giappone, dappertutto, non mi ricordo più dove. Ma l'atmosfera dietro le quinte era divertentemente tesa, perché ognuno di noi aveva un'aria terribile da cantare ed era impressionante il gioco, il lavoro di attenzione, silenzio, puff, tu andavi vicino per dire una battuta. Perché è un'opera, quest'opera è nata, non c'era uno spartito, è stato quando è stato a Pesaro nel 1940, no, 1990, no, quando è stato? 84, nel 1984. Nel 1984 noi siamo arrivati a Pesaro con un foglio, ci hanno dato. Era il primo foglio. Il terzo giorno è arrivato il secondo, poi è arrivato il terzo, poi è arrivato il quarto, il quinto. Noi abbiamo studiato lentamente lo spartito con i fogli che ci davano, perché gli stavano, copiatori, tutto qua, era una follia, una pazzia. Non si riuscivano a trovare, e non avevano trovato ancora i fogli della musica per il finale, che arrivò all'ultimo momento. E facendo questo tipo di lavoro, con Claudio ci mettiamo una mattina, cosa possiamo fare con quest'aria? Dico, no, senti, perché non cerchiamo di rendere qualcosa un po' comica qui? Perché disse, sì, come, fa Claudio, dice, ma sì, certo, il tedesco parli tromboni, cannoni, Toronto parli in tedesco, lo spagnolo. Sì, e lentamente è nata quest'aria, ma non si sapeva, non c'era nessuna indicazione, c'erano soltanto le note. Io non so come Claudio a un certo punto ha trovato il tempo, ma è stato un momento bellissimo di grande tensione, perché è la prima volta che io cantai quest'aria a Pesaro, c'era l'orchestra, come si chiamava? L'orchestra, la Jung, la Mahler, che dopo è diventata la Mahler, che si sono alzati in piedi e si sono messi a suonare a finire l'aria, perché finalmente la facevo senza spartito. Ed è stato un momento molto bello, con una compagnia incredibile di cantanti, vocalità stupendi, tutti a un livello veramente un livello incredibile. Quando nella sala del conservatorio fu fatta la prima, non si riusciva più ad andare via per gli applausi, la gente era impazzita, veramente, era una cosa impressionante.